E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento un'icona della pasticceria siciliana. Sto parlando della cassata al forno. In tantissimi me l'avete richiesta, io ancora non l'avevo fatta ed eccovi qua, pronto ad accontentarvi. Si tratta di un involucro, per chi ovviamente non lo sapesse, di pasta frolla siciliana, che è differente dalla pasta frolla che si trova solitamente in giro nei vari continenti, diciamo pure così, farcita con la classicissima crema di ricotta di pecora e gocce di cioccolato e profumata con un po' di cannella. Dobbiamo fare una piccola precisazione per quanto riguarda cenni storici. Molti di voi chiamano cassata siciliana quella con la glassa di zucchero sopra e tutta la frutta candita. Bene, quella non è proprio la classica cassata siciliana, anche se sicuramente, forse, anzi, sicuramente, non forse, è la più conosciuta nel mondo. Ma quella è una cassata recente perché risale circa alla metà del 1800. Il pasticcere Gulì è stato colui che l'ha inventata. Se siete incuriositi dalla storia, io nella mia rubrica Aneddoti Gustosi racconto tutta la storia della cassata siciliana, quindi cercatela tranquillamente nel mio canale YouTube e vi potete documentare. Originariamente la cassata, quella che noi oggi conosciamo come cassata al forno, aveva delle sembianze completamente differenti. Si trattava di pane raffermo messo all'interno di alcune ceste in vimini, da qui anche il nome cassata che deriva un po' dall'arabo, all'interno del quale appunto veniva messo questo pane, queste fette di pane raffermo e poi come farcitura, quindi al centro, veniva inserita della ricotta di pecora lavorata con del miele. Questa era l'alimentazione dei pastori. Durante le lunghe pastorizie, quindi stavano fuori per parecchi giorni a portare fuori le pecore al pascolo, i pastori si nutrivano con questa meraviglia. Il miele faceva sì che la ricotta durasse un po' più nel tempo, perché non essendoci frigoriferi, ovviamente non c'erano altre soluzioni, e il pane raffermo perché era un modo comunque per evitare sprechi, perché a quei tempi qualsiasi cosa era preziosa. Ma non potendolo solo mangiare perché era duro, il siero che rilasciava la ricotta nei giorni a venire faceva sì che ammorbidisse questo pane, quindi poi alla fine si veniva a formare questo meraviglioso involucro di pane con all'interno un cuore di ricotta e miele, una cosa meravigliosa. Poi i nostri grandi pasticceri nei secoli a venire hanno trasformato in questo dolce che oggi appunto vi presenterò. Quest'altro che tu faccia all'interno della ricetta. La lista degli ingredienti la trovate come sempre giù in descrizione, quindi state tranquilli, non vi trascuro assolutamente. Per qualsiasi dubbio ovviamente scrivetemi tra i commenti e io sapete benissimo che sarò celere nel rispondere a tutti quanti. Allora, iniziamo a fare la pasta frolla siciliana. Come vi dicevo, è una pasta frolla un po' differente rispetto alle altre. E adesso vi accorgerete del perché. Una su tutte è l'utilizzo dello strutto anziché del burro. Ma andiamo per step. La faccio un po' di sbarazzo, avvicino la mia planetaria, inserisco la foglia e comincio a impastare. Farina, lo strutto ammorbidito, quindi tenetelo un po' a temperatura ambiente, lo zucchero, un cucchiaio di marmellata d'arance, o se gradite anche di albicocca va bene pure, le uova, chiudo e comincio a far andare velocità 1, dopodiché inserirò il latte pian pianino. Stacchiamo e trasferiamo l'impasto su una spianatoia. Lo compattiamo per bene, pellicola, frigorifero un paio d'ore oppure nel congelatore 20 minuti. Messa la nostra frolla all'interno del congelatore, adesso andiamo a fare la crema di ricotta. La classicissima crema di ricotta fatta con ricotta di pecora, ovviamente fatta sgocciolare almeno 12 ore in frigorifero, poi andiamo a mettere in un contenitore, aggiungiamo tutti gli altri ingredienti e facciamo la crema. Zucchero al suo interno e uniamo i due ingredienti. E adesso mettiamo le gocce di cioccolato. Preparata la crema di ricotta, la trasferiamo in frigorifero e cominciamo a lavorare la pasta frolla. Infariniamo la spianatoia, poi prendiamo la nostra frolla che è bella, fredda, dura e ne andiamo a porzionare in parti non uguali, quindi una parte un po' più grande e una parte un po' più piccola. Iniziamo a lavorare quella un po' più grande che sarà poi la base della nostra cassata al forno, quindi ho bisogno di un po' più di impasto. Ammorbidiamo con qualche battuta sopra e poi andiamo a stendere dando una forma circolare.
Allora, questo è lo spessore, vedete? Siamo tra i 2 e i 3 millimetri. Non andiamo oltre perché sennò poi possiamo avere dei problemi se dovesse essere più di 3 millimetri di cottura, quindi la pasta non cotta in maniera uniforme. Se è al di sotto si rischia di rompersi e quindi perdere un po' tutto quello che è anche il lato estetico di questa meravigliosa cassata. Adesso, uno stampo per cassate da forno o se avete quelle da crostate va bene uguale, lo imburriamo e lo infariniamo e disponiamo al centro la nostra pasta frolla, aiutandoci con il mattarello. Benissimo. Facciamo una specifica, se no capiti di cielo, gli scienziati cominciano a sparare versari. In questa fase, in linea di massima, ci andrebbe, anzi ci va, uno strato di pan di Spagna e poi sopra la ricotta zuccherata. Ma questo viene fatto nelle pasticcerie perché solitamente questi dolci sostano nelle vetrine anche 2, 3, 4 giorni. Cosa fa il pan di Spagna? Il pan di Spagna non fa altro che assorbire i liquidi che rilascia la ricotta ed eviti che la pasta frolla si ammolli e quindi per 3-4 giorni questa cassata è meravigliosa, resta bella fragrante. Ma siccome io me ne devo mangiare praticamente subito, un cerura, io non metterò nessun tipo di pan di Spagna, nessuno a suppa, come si suol dire, perché personalmente io preferisco sentire la friabilità della frolla e per un gusto mio personale il pan di Spagna va ad appesantire quello che è la preparazione finale, quindi è soltanto una mia prerogativa. Voi fate quello che volete. Volete disporre sopra qualche fettina di pan di Spagna molto sottile, mi raccomando, liberissimo di farlo, è una cosa giusta, è corretto. Se invece volete provare la mia variante, la mia versione senza pan di Spagna, vi posso garantire che io ne avrò fatto centinaia di cassate al forno e non si è lamentato mai nulla, anzi, di solito è molto gradita. Allora, fatta questa specifica, pi scienziate, adesso andiamo a farcirla. Metto alla base una spolveratina di cannella e andiamo a richiudere. Sigilliamo per bene i bordi, quindi uniamo le due paste, frolla quella inferiore e quella superiore. Andiamo ad effettuare qualche piccolo camino, quindi dei piccoli forellini per far sfiatare i vapori. Forno preriscaldato 200-210 gradi fra i 30 e i 40 minuti. Poi ogni forno, come dico sempre, fa testo a sé. Andate controllando, quando avrà preso un bel colore, la tirate fuori. Ed eccola qua, bella pronta, fatela raffreddare. Appena la andrete a sformare, si romperà tutta e la vado a definire con zucchero a velo. Eccola qua, guardate quanto è bella. Ta-da! Bella!